Punto in Comune, gli aggiornamenti in diretta con la Giunta di Udine. Ben ritrovati cari amici nel nostro appuntamento del mercoledì con Punto in Comune. Oggi per il Comune di Udine abbiamo il vice sindaco Loris Michelini. Buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e radioascoltatori. Ben ritrovato innanzitutto. Io direi di partire un po' con la parte dedicata insomma all'aria aperta, anche la possibilità di fare sport in futuro, perché so che il Comune di Udine appunto sta portando avanti la manutenzione degli impianti sportivi del Comune, ma anche la costruzione di ulteriori possibilità proprio per praticare dello sport all'aria aperta. Sì, e infatti oltre ad essere inizialmente partiti poco tempo fa con le attività sportive per quanto riguarda quelle del tempo libero che potranno essere svolte all'aria aperta, noi come amministrazione abbiamo messo in cantiere parecchi interventi. Vorrei solo elencare alcuni i più importanti. Sono, per quanto riguarda il calcio, attualmente in corso 2 grossi lavori di riqualificazione di 2 strutture calcistiche, una in via della Roggia e una in via Barcis. Il terzo tempo, la parte più importante per quanto riguarda gli incontri poi a seguito delle partite che verranno svolte con i genitori e quindi una sistemazione completa per quanto riguarda la fase poi di convivio all'interno dei ragazzi. 2 grossi interventi a cui seguirà un terzo in via Friuli e un quarto ancora più avanti in via nel territorio del quartiere est, chiamiamolo, no? Lì andremo a fare una riqualificazione non solo della struttura sportiva, addirittura creeremo un nuovo campo di calcio e ci sarà un inserimento assieme a rugby di una polifunzionale, quindi 4 grossi interventi. Inoltre ci tengo molto a un altro importante intervento che è quello della sistemazione, messa a norma completamente delle corsie di atletica leggera a Zaldana. Un investimento quello di 600.000 euro, non è poco, però lì si potranno poi non solo praticare, adesso le piste sono parecchio deteriorate, non si può praticare una vera atletica leggera come richiede il regolamento della federazione. Riqualificando le 6 corsie si potranno svolgere anche campionati nazionali, internazionali, ci sarà anche il riconoscimento dei record. Ecco perché l'atletica leggera nel campo d'Aldana avrà una nuova, chiamiamola così, destinazione. Sarà veramente un punto di aggregazione per tutta la regione, forse anche per il nord Italia. Oltre a questo andremo anche a costruire, adesso va di moda un po' anche lo sport del padel, 2 impianti proprio nella zona nord della città, proprio per il padel che è stata richiesta da parecchie associazioni. Andiamo a riqualificare anche alcuni punti di aggregazione che hanno a che vedere col tempo libero con lo sport. Per esempio rifacciamo completamente la parte della struttura che riguarda il parco Ardito Desio, che attualmente da diversi decenni versa in cattive condizioni. Quindi lì ci sarà un punto di incontro, di ritrovo, c'è anche un punto in cui potrà essere fatto del teatro, dei mercatini e anche l'attività sportiva. Proprio un parco che va a collegarsi con quello che è la ristrutturazione che abbiamo messo in cantiere del parco del Cormor, dove verrà creato un nuovo chiosco, nuovi parcheggi, nuovi percorsi ciclopedonali. A proposito di ciclopedonali abbiamo proprio deliberato ieri in giunta una nuova pista ciclabile che collega il comune di Udine con quello di Tavagnacco attraverso un percorso naturalistico, storico di via Leonacco che è tra l'altro un punto a cui i ciclisti spesso hanno manifestato l'idea di poter vivere all'aperto un percorso ciclabile storico che c'era un tempo e che da diversi anni non c'era più. Inoltre stiamo approvando il biciplan, quindi con le nuove piste ciclabili, però per tornare sul discorso sportivo
abbiamo anche tenuto in considerazione quelle che sono le attività proprie, e quindi creeremo un nuovo punto, una nuova struttura nella riqualificanda ex caserma Usoppo, dove un edificio verrà ristrutturato completamente e creato una doppia palestra, se vogliamo, una che potrebbe essere dedicata al pattinaggio e una per attività varie. Poi abbiamo è lì un investimento da 2 milioni di euro, ovviamente molto importante, perché daremo risposta alle tante richieste che arrivano dalle società sportive e dai cittadini che riguardano l'utilizzo di impianti che come voi potete sapere o pensare non bastano mai. Accanto a questa struttura ci sarà anche la riqualificazione all'aperto dei campi di tennis, del campetto a 5 e di altri pallavolo per esempio. Poi ci stiamo organizzando anche per creare all'aperto ulteriori 2 spazi di pallacanestro, perché sappiamo che i ragazzi e anche i meno ragazzi piace poter praticare dello sport senza dover essere per forza iscritti a qualche associazione sportiva. Ecco perché noi puntiamo molto su queste tipologie fruibili, aperte a tutti, in modo che permetta l'uso dello sport complessivo. Io credo che anche la ristrutturazione meriti un suo interessamento particolare, perché molti impianti sono oggetto di obsolescenza e la cosa più importante è investire nel futuro dei giovani e sull'impiantistica. Se gli impianti sono doverosamente mantenuti bene, l'attività stessa ne guadagna e anche l'interesse, la propensione anche. Abbiamo organizzato, stiamo progettando anche la palestra della scuola Mazzini, che è l'unica scuola di Udine che non è dotata di palestra. Abbiamo messo a bilancio i soldi e stiamo progettando. Io credo che anche questo sia un fatto importante. Quindi creeremo 2 nuove strutture, una palestra nuova e altre strutture che sono già in corso di ristrutturazione. Benissimo, direi che insomma si riprenderà alla grande con lo sport quando si potrà tornare anche da tutti, su tutti i fronti, e intanto dall'estate anche l'opportunità di farlo all'aperto, anche perché da questo punto di vista vi siete attrezzati per rendere questa esperienza ancora più utile e pratica per tutti, oltre che sicura, sì. Insomma. Infatti io credo che mai come in questo periodo di pandemia le persone, i cittadini abbiano bisogno di fare sport all'aperto, passeggiate all'aperto. Volevo citare un fatto, Sì. Nel Parco del Cormor stiamo parlando oltre alla sua implementazione, anche di poter acquisire quello che è l'area del demanio militare, che va a metà tra l'area di nostra pertinenza e quella a sud, che attualmente è poco utilizzata, anche se lì è stata la costruzione di un nuovo ponte. L'altro giorno abbiamo inaugurato per esempio un parcheggio per auto, ciclisti e tutti quelli che vogliono fermarsi per percorrere a piedi o anche in bicicletta il passaggio proprio dell'intero Parco del Cormor. Acquisendo un'area demaniale potremmo veramente completare quello che è il parco credo più importante del nord-est. Inoltre nel Parco del Torre si stanno attivando le associazioni assieme al comune per poter ripercorrere e ripristinare alcuni sentieri che non erano attualmente serviti o mantenuti. Ecco perché l'aria aperta e il tempo di pandemia come adesso, avere già la possibilità di stare all'aperto veramente aiuta moltissimo, e quindi l'amministrazione non può essere che sensibile a questo tema. Tra l'altro l'altro giorno cito una cosa importante: siccome da noi passa la ciclovia Alpe Adria,
che la faremo passare anche per il centro storico ovviamente, però proprio l'altro giorno siamo andati a mettere in sicurezza la parte sud della ciclovia Alpe Adria, quella che da Badasseria collega poi il comune di Pradamano. Si allagava sempre, c'era un percorso che era molto allagato per via dei campi laterali che erano più in alto rispetto alla strada. L'abbiamo ripristinata, abbiamo messo i cosiddetti fossi di un tempo e quindi anche i turisti che arriveranno dal nord Europa e arriveranno poi, si congiungono per arrivare a Grado, avranno la possibilità quest'estate di non avere più problemi di attraversamento e di allagamento. Io ho visto anche che c'è un aumento esponenziale di persone che in bicicletta, in corsa, a piedi passeggiano lungo questi tratti e quindi veramente sono contento che il tempo passa e penso che passi anche la pandemia. Certamente, infatti, Vice Sindaco ha ragione. Veniamo proprio ai prossimi giorni, prima della Pasqua con cui chiuderemo. Ricordiamo che il 3 aprile, questo sabato, è appunto il giorno delle Fieste delle Patrie del Friuli e in questa occasione, anche quest'anno purtroppo non si potranno fare i consueti appuntamenti, però c'è un bellissimo invito a tutta la cittadinanza, vero Vice Sindaco? Sì, certo, noi siamo a Udine, la patria del Friuli, la capitale, se vogliamo, no? L'erede di Aquileia Cividale da questo punto di vista, i nostri patriarchi, qui è stato il Parlamento friulano, no? A Udine. La patria del Friuli è perché qui anche c'è stato il primo Parlamento proprio al castello di Udine, attualmente si chiama Sala del Parlamento. E quindi abbiamo una particolare riverenza verso questa data. Ci saranno, per quello che si potrà fare, delle celebrazioni, ma soprattutto dobbiamo essere fieri e quindi rimarcare il fatto che noi siamo qui perché qui qualcuno nei secoli passati ha creato quell'autonomia, quella gestione della vera patria. Il senso di patria viene riscoperta, il senso di patria del Friuli acquista sempre più valenza. Ecco, io credo che sia agli occhi di tutti che anche le persone che non sono nate da queste parti condividono questa grande importanza di identità, di forte identità. Giustissimo, tra l'altro ricordiamo insomma che la bandiera del Friuli è il 7° vessillo più antico d'Europa, risalente al 1334, quindi anche una bella curiosità. Devo ringraziare, per dire la verità, l'Arles che ha fatto anche un bel video e soprattutto ha rimarcato e sta rimarcando da tanti anni questa ricorrenza che merita veramente, perché dicono che non c'è storia, non c'è futuro se non c'è storia, no? La storia c'è, qui da noi ancora più marcata e quindi appunto per questo credo che avremo un grosso futuro. Ed è verissimo, infatti invito anche i nostri ascoltatori a rivedere anche l'intervista che abbiamo fatto ieri proprio con l'Arlef, la trovate sui nostri canali e la nostra pagina Facebook. Chiudiamo, Vice Sindaco, con gli auguri di Pasqua, un augurio questa Pasqua che vuole essere anche un augurio per un futuro, speriamo sempre più sereno e che questa serenità sia sempre più prossima. Sì, io credo molto nei vaccini, quindi sono convinto che nel giro di qualche mese usciremo da questa pandemia. Un augurio veramente a voi che siete ascoltati tantissimo, un augurio a tutti i telespettatori, insomma a tutti i cittadini da parte dell'amministrazione del Comune di Udine, un grazie e soprattutto un grido di forte resurrezione, come dice la Pasqua, e di una grossa speranza. Ecco, un augurio che faccio di stare molto attenti per il momento in cui viviamo, di non perdersi in situazioni che magari ci portano a dover uscire per forza, a dover fare tutto per forza. Ecco, un augurio di Pasqua per stare insieme e per avere una grande speranza. Grazie a voi che state facendo un grande lavoro, un grosso lavoro di comunicazione che non è secondario in questo periodo. Grazie Vice Sindaco, buon lavoro e buona Pasqua a tutti voi, ci risentiremo la settimana prossima, arrivederci. Arrivederci.
Avete ascoltato Punto in Comune. Gli aggiornamenti con la Giunta di Udine ritornano la prossima settimana sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta social sulla pagina Facebook e il canale YouTube